Questa trasmissione è offerta da Magica Alimentari Bar Edicola. Telespettatori Telefriuli, bentornati qui al punto e bentornato il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali. Benvenuto sindaco. Grazie a voi dell'ospitalità, è sempre un piacere essere qua a Telefriuli per questi appuntamenti. Perfetto, allora voi sapete che prima di fare l'intervista io giro anche nei comuni, chiedo un momentino cosa pensano del sindaco, insomma si beve un caffè, si incontrano le persone. Ho notato che il sindaco Casali ha un ottimo share, come si dice in gergo, a Martignacco, perché mi pare che sia molto da fare, molto presente e la stragrande maggioranza apprezza il suo lavoro. Quindi complimenti sindaco, lo voglio dire in diretta, perché d'ora in poi darò questi voti anche in diretta. Quindi i lavori in corso come sono messi a Martignacco? Diciamo che in questo momento abbiamo un periodo abbastanza fortunato, abbiamo opere cantierate, per cui cantieri attivi per 7.900.000 euro, è una cifra davvero importante, ma soprattutto è importante le opere che si vanno a realizzare, perché abbiamo in fase avanzata la scuola dell'infanzia a Nogaredo di Prato, la palestra del centro scolastico e altre opere che, se vogliamo definirle minori, ma minori non sono, che riguardano poi i servizi per la collettività e che sono importanti. Inoltre stiamo progettando per altri circa 3 milioni di euro, soprattutto interventi sul dissesto idrogeologico e quindi per dare anche tranquillità e serenità alla popolazione durante gli eventi meteorologici avversi, insomma. Ecco, credo che sia un pacchetto di opere nutrito, importante, che sia accompagnato in questi anni da investimenti, interventi sulle piccole manutenzioni, quindi cura del decoro urbano, marciapiedi, piazze, queste cose semplici che però sono vicine al cittadino che sente come necessità il fatto di avere un paese ben curato e noi abbiamo cercato di fare il massimo. Di sicuro non riusciamo a intervenire dappertutto, ma l'impegno è grossissimo e crediamo insomma, di aver dato una bella svolta anche in questo senso. Ecco, avete una bella piazza che crea un po' anche relax a chi visita il tuo comune. Bene, le risorse, il bilancio come avete chiuso bene? Il bilancio fortunatamente è un bilancio positivo, non abbiamo ritoccato l'imposizione fiscale nei confronti di cittadini e imprese, anzi soprattutto per quanto riguarda la Tari siamo riusciti ad erogare agevolazioni superiori ai 100.000 euro, in particolare circa 70.000 euro per le imprese economiche, che credo sia un segnale di attenzione per la ripartenza, che si accompagna naturalmente agli altri provvedimenti di carattere regionale o statale che le varie amministrazioni hanno messo in campo e che credo possano essere un volano importante per l'economia. Detto questo, abbiamo ampliato anche quelli che sono i servizi, penso alla scuola che è appena partita, dove copriamo buona parte dei servizi di domanda individuale, tra l'altro abbiamo fatto partire proprio un servizio nuovo, completamente gratuito, per il rientro degli alunni delle scuole medie e quindi andare incontro alle esigenze delle famiglie. Ecco, questo è l'obiettivo che ci poniamo, naturalmente c'è un equilibrio da raggiungere, ma insomma fino adesso ce l'abbiamo sempre fatta e con dei buoni risultati. Ecco, tu hai parlato anche dell'economia delle imprese praticamente, quindi c'è la macro e la microeconomia. È ripresa anche la casa moderna, per cui insomma è tornata a pulsare un po' quello che è un po' un fiore all'occhiello un po' anche di Martignacco, no? Sì, diciamo che la tua domanda è composita, riguarda due segmenti in particolare, uno quello del mondo produttivo e lì diciamo che in questo momento noi abbiamo anche nella zona industriale del nostro territorio oltre una decina di cantieri, cioè oltre 10 aziende che si stanno ampliando, stanno riconvertendo capannoni che non erano utilizzati più da decenni, per cui c'è un nuovo impulso verso la zona industriale di Martignacco proprio per la sua strategica logistica, no? Dove siamo a 2 passi dall'autostrada, a 2 passi dalla città di Udine. Dall'altro tu hai citato il caso della Casa Moderna, un bel esempio che secondo me dobbiamo portare all'attenzione dei telespettatori, perché abbiamo sentito negli ultimi anni soprattutto spendere tante parole sulla fiera di Udine. Ecco, io credo che
il lavoro che è stato fatto soprattutto nell'ultimo anno con la riconversione, la riqualificazione dei padiglioni, l'abbiano visto tutti i visitatori di Casa Moderna, padiglioni rimodernati e efficientati dal punto di vista sismico, energetico, dell'impiantistica di sicurezza, ma anche un restyling di tipo visivo, quindi investimenti importanti che fanno pensare alla fiera anche in un'ottica moderna, perché se noi pensiamo che tutte le fiere, quelle più importanti, sono in difficoltà, non possiamo pensare che questo non tocchi anche la nostra piccola città di Udine, il nostro piccolo territorio. Dobbiamo pensare a collaborazioni con questi player di tipo internazionale, ma anche una riconversione. Ne abbiamo avuto un esempio con la sanità, dove il polo della fiera è stato strategico per tutta l'area udinese, non solo perché sono stati somministrati vaccini a centinaia di migliaia di persone, e questo è un dato inconfutabile, con una logistica adatta appunto alle grandi masse. Oggi il futuro è anche quello di pensare, l'abbiamo sentito nei giorni scorsi, a un campus scolastico dove la formazione, noi abbiamo sempre più imprenditori che ci chiedono una formazione qualificata. Certamente. Si possa pensare che in quell'area possa nascere una serie di laboratori dedicati alle scuole proprio per la nuova formazione di alta tecnologia. Ecco, la microeconomia, come i negozi, le piccole attività, stanno Ma anche lì, riprendendo, insomma, hanno coraggio, insomma. sì, anche lì noi diciamo scontiamo storicamente un po' di difficoltà perché i nostri centri storici sono piuttosto dislocati in un'area che non è caratterizzata da un centro vero e proprio, però comunque tutte le attività stanno lavorando abbastanza bene, ci sono imprenditori che hanno anche deciso di investire, proprio recentemente, negli ultimi mesi sono state aperte 2 nuove attività, una a Nogaredo di Prato e una a Martignacco, ecco, credo che comunque sia un segnale anche questo di una rivitalizzazione che i centri storici devono avere, le piccole realtà imprenditoriali, i piccoli negozi di paese, le botteghe sono anche luoghi di aggregazione sociale e questo è importantissimo per la tenuta delle comunità. Ecco, senti, tu parlavi prima, hai citato anche la Casa Moderna, quindi il Comune di Udine, e i rapporti con il Comune di Udine, al di là della Casa Moderna, che siete partner, no? Anche con l'azione in mano, ma per il resto, per quanto riguarda la viabilità, il territorio, Diciamo confini. che con Udine appunto condividiamo una vicinanza territoriale, ci sono tanti servizi, ne abbiamo citato quello della fiera dove entrambi i comuni sono soci con percentuali diverse all'interno di quel sodalizio, per cui lì c'è il confronto, ci incontriamo molto spesso su questo tema, ma poi ci sono i temi, ci sarà il tema appunto delle scuole perché se lì si vuole portare dei laboratori scolastici naturalmente dovremo parlare anche con Udine, perché Udine insomma è il capoluogo della nostra provincia, e poi dal punto di vista invece degli altri argomenti penso agli incontri che ci sono stati recentemente tra il nostro assessore all'urbanistica e il vice sindaco di Udine per le piste ciclabili, quindi tutta una serie di relazioni, quelle normali tra comuni insomma vicini per territorio. Ecco, hai parlato di capoluogo di provincia, quindi io ti chiedo, le aree vaste a che punto sono? Ne parlate? Allora, ne abbiamo parlato in diversi incontri tra amministratori, soprattutto con Tavagnacco, Pagnacco, la zona limitrofa, Moruzzo, Fagagna, Pasan di Prato, insomma tutti i comuni che ci stanno attorno, ma soprattutto per condividere esperienze e cercare di ottimizzare i servizi. Proprio recentemente, ad esempio, noi abbiamo ampliato assieme al comune di Pasan di Prato e Pagnacco il servizio di polizia locale. Sta funzionando molto bene, è una scelta lungimirante. Certo è poi sul fatto delle comunità vere e proprie siamo un po' fermi al palo anche perché un po' tutte le amministrazioni stanno ancora scontando quelli che sono dei problemi strutturali, cioè la mancanza di personale e in alcuni casi, molto spesso, la mancanza dei segretari comunali. Quello è un Questo problema. sta mettendo ancora in difficoltà, è un problema non risolto, sta mettendo ancora in difficoltà diversi comuni, per cui pensare anche di pianificare quando non hai una struttura alle spalle diventa una missione difficile. Quindi la Regione dovrebbe in qualche modo mettere mano a una proceduralità diversa nei confronti dei comuni per dare la possibilità di avere dei segretari comunali e del personale adeguato per mandare avanti i servizi come i cittadini si aspettano, no? Intanto ha aumentato l'indennità ai sindaci, che non è molto, ma insomma è un avvio, no? E secondo me, insomma, io l'avevo detto in tempi non sospetti, è un segnale di riconoscimento per
l'impegno e anche le responsabilità che i sindaci, ma un po' tutti gli amministratori si stanno prendendo, io credo che vada ridato l'importanza alla politica, perché recentemente proprio nelle amministrative che ci sono state qualche giorno fa abbiamo visto proprio come l'affluenza, no? E quindi l'affetto che i cittadini hanno dimostrato nei confronti della politica sia venuto un po' meno, un'affluenza decisamente molto bassa. E allora io credo che dobbiamo ripartire dal basso, dobbiamo far capire ai cittadini che è importante occuparsi della vita pubblica, perché altrimenti ci sarà sempre qualcuno che lo farà per noi, e quindi se vogliamo essere propositivi, se vogliamo incidere sul futuro delle nostre comunità, dei nostri territori, della nostra regione, dobbiamo anche impegnarci in prima persona. Certo, l'impegno costa fatica, costa tempo, costa sacrifici, perché naturalmente potete solo immaginare quante ore si dedicano per queste cose, però io credo che dobbiamo riprenderci questo spirito nobile che la politica deve avere e cercare di proporre il meglio per le nostre comunità, per cui l'invito è anche e soprattutto a tutti i giovani. Io dico sempre a chi mi chiede un'esperienza di amministratore locale, è un'esperienza molto formativa, si imparano tante cose, si ha la possibilità anche di confrontarsi con diverse persone ed è un'esperienza che io invito tutti, a prescindere dalle ideologie e dal pensiero politico, a fare nei vari territori. Un manifesto, sottoscrivo. Bene, allora, caro Sindaco, eventi programmati per la fine anno? Beh, allora abbiamo appena chiuso un importante evento in memoria del professor Feruglio, ex primario dell'ospedale di Udine, per i 25 anni della sua scomparsa. È stato un importante evento di livello perlomeno nazionale, dove erano presenti i maggiori cardiologi italiani, ed è stato un bellissimo momento di ricordo per questa figura importante per la nostra comunità. Proprio il 16 e il 17 invece avremo le giornate del FAI. Quindi il nostro territorio sarà rappresentante per la provincia di Udine del Fondo Ambiente Italiano, dove verranno aperte 3 chiese storiche, aperte al pubblico in via eccezionale, proprio per far conoscere le bellezze architettoniche di questo straordinario territorio. Una delle potenzialità che noi abbiamo è proprio quella di investire nella bellezza del paesaggio, nella bellezza dei siti storici e architettonici del nostro territorio, che sono veramente straordinari. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali, grazie per la tua partecipazione e per la tua disponibilità. Auguri a te e alla tua amministrazione, a tutti i cittadini di Martignacco, e noi ci vediamo la prossima volta con l'altro sindaco. Questa trasmissione è stata offerta da Magica Alimentari Bar Edicola.